Una piccola panoramica di quello che è oggi la villa di San Sebastiano. Tutto dismesso, come si può ben notare, e qua praticamente il passaggio è quasi ostruito, da notare pezzi di mattone, di tufo completamente staccati dal resto del muro. Cerchiamo un po' di carte, chiaramente, sporcizie, vedete? Completamente staccati. Una situazione abbastanza degradante, direi. Qua non vengono spazzate da molto, si presume. Un vero schifo. Eppure è un peccato, perché questa è una delle ville più belle e grandi che stanno in zona, immersa nel verde. Guardate qui come si fanno. Guardate. Completamente staccati. Questo, ricordiamo, è un'area chiusa ormai, qui non è neanche più possibile entrare. Ancora altri pezzi. Anche qui la stessa cosa. Proseguiamo. Entrando e scendendo nella villa si può notare parte completamente devastati i muri, una assenza totale di cura. Guardate che si è sta crollando tutto, guardate quel cornicione in alto, guardate, tutto a pezzi. Sembra essere arrivati dopo un'esplosione. Guardate, ormai è in totale abbandono. Totale abbandono. Guarda, fanno una spazzata che saranno secoli, saranno. E qui termina la zona chiusa. Vedete che bel pezzo? È chiuso? Enorme.